è l'assessore alle politiche sociali, ma forse proprio il sociale gli fa paura, tanto che gira con la rivoltella 38 Special sotto la giacca in consiglio regionale. Remo Sernagiotto, assessore ai servizi sociali, sminuisce la cosa, tanto dice la porto da ormai 30 anni, quando ancora non ero assessore, ma imprenditore, ed evidentemente l'abitudine di portarla con sé al lavoro non l'ha abbandonato, pizzicato proprio ieri mentre dalla giacca spuntava il calcio della rivoltella più gettonata fra i portatori d'arma. Regolarmente denunciata, con porto d'armi in regola, ha però destato parecchie reazioni, tanto più in un ambiente politico dove è vietata l'introduzione di armi come il Consiglio regionale. Dire che sono allibito, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, è dire poco. Ovviamente darò disposizioni perché nessuno possa più entrare con qualsiasi tipo di armi in Consiglio regionale. Confido, conclude, nel buon senso e nella maturità dei consiglieri. Ancora più duro, Tiozzo, capogruppo del PD in Consiglio: non è ammissibile, dice, entrare in Consiglio regionale con armi, siamo contro i cittadini fai da te, devono essere le forze dell'ordine a difenderli. In questo caso poi siamo davanti ad un assessore ai servizi sociali che dovrebbe personificare un segnale per una società più serena e più coesa. Dal canto suo Sernagiotto ha minimizzato la cosa, nessuna intenzione di sparare contro chi che sia, ovviamente, la tiene, dice, solo per difendersi dai malintenzionati. Casualità ha voluto che ieri dovesse recarsi ad un incontro che sarebbe finito a tarda notte, ed ecco il perché dell'avere la pistola con sé. In giunta non so se ha bisogno di protezione, ha detto il presidente Ruffato, qui in Consiglio regionale sicuramente no.